lo vogliamo fare un bel pane fatto in casa con le olive, con le noci, pure se non tenete le olive e non tenete le noci, facciamo il pane, piede, carta e penna, venite a presa a me. Lo facciamo con la cucchiarella senza sporcarci le mani. 20 grammi di lievito di birra fresco, potete usare anche quello là secco se tenete quello là secco. Ecco qua, 800 ml di acqua, ci do un buchetto a centro, ecco qua, 20 grammi di sale, miscate tutte cose insieme, non avete paura. Io ci metto anche un po' di miele, se voi lo tenete ci lo mettete, se non lo tenete ci potete mettere un cucchiaino di zucchero, se non ce lo volete mettere non mettete niente. Ecco qua, un filo di miele e sempre il mio generoso filo d'olio a sentimento. Ne dovreste mettere 20 grammi di olio e iniziate a girare, facete un bello mesca Francesca, mi raccomando. Sempre se fate, se vedete molto tipo schizzozzelli come la colla riparata, non vi mettete paura, nel senso che se lo vedete un po' mollizzo, faccio pure la traduzione in italiano, avete visto come sono bravo, andate avanti perché così deve essere. Dopo che avete fatto tutto il misca Francesco, ecco qua, guardate, è venuto questa pappetta così, lo lasciate a così a fare una mezz'oretta di sonno con il coperchio sopra a temperatura ambiente. Allora ragazzi, dopo 30 minuti, ecco qua, questo è il risultato. Adesso uniamo le olive, le noci e facciamo un altro misca Francesca. Dopo che avete inserito le olive e le noci, lo coprite un'altra volta con il coperchio e lo fate riposare un paio d'ore a temperatura ambiente. Ecco qua, siamo pronti per infornare. Guardate che bellissimo, guardate. Adesso in forno a 220 gradi per 35 minuti, anche 40, ogni tanto gli ha dato un occhio. Ecco qua ragazzi, io ho tolto la carta da forno e la girata sotto in coppa, la buttata la capa sotto e lo faccio asciugare altri 10 minuti così. Voglio, dicite la verità, come sto nonnillo? Hai fatto un capo lavoro o no? Mo assaggiamo. Guardate qua, ecco specialità, ecco profumo. Li continuo a tagliare, guardate qua, che meraviglia. Con questo impasto potete fare anche la metà della metà e lo mettete in una teglia da forno e ci fate una focaccia semplice con le olive. Se poi per voi la dose è troppa e non so che cosa volete farci, magari ci potete fare anche delle fette di pane, ve le tagliate e ve le mettete nelle bustine gelo e vi mettete in due freezer, ve le decongelate, vi facete in coppa una piastra con una fettina di formaggio a coppa, barre griate. Vi continuo a tagliare, che faccio a fare i bambala. I bambalotti faccio a fare. Ma guardate, guardate, guardate. Guardate qua. La farina che ho usato è una farina tipo 0. Se facete sto pane, mi raccomando, facetemi sapere in dei commenti. Un bacio e una buona giornata a tutti quanti.